Si diffonde nella sera del Sile il suono delle campane di questa chiesetta di campagna alle porte di Treviso. È l'oratorio di San Spiridione a Canizzano, una dedicazione unica nella Marca, per una storia di devozione che parte da Cipro e Corfù per un santo protettore dei marinai della Serenissima. Qui arrivò intorno al 1700 per volontà dei Morosini, che investirono nel villaggio dei Canneti e dei Mulini acquistando terreni e edificando questa villa, a cui abbinarono un oratorio volutamente aperto anche all'intera comunità contadina. Una storia che ci racconta Mario Menoncello, custode con la famiglia non solo del luogo, ma anche della sua memoria. Con orgoglio ci fa vedere il libro colmo di documenti, aneddoti, personaggi e fotografie d'epoca. Poi tra icone del santo e l'immagine della mamma che salvò dal degrado l'edificio ci fa vedere la reliquia quasi impensabile in un oratorio di campagna per un santo che la gente iniziò ad invocare per la pioggia. I vecchi di Canizzano dicevano andemo a Tora piova da San Spirion. Un rito che coinvolgeva tutta la comunità e che viene raccontato da questo dipinto. La processione dei contadini di Canizzano, siamo attorno agli anni, a cavallo anni 1800-1900, partendo dalla chiesa parrocchiale in processione si recavano all'oratorio pubblico di Santo Spiridione. Un'opera preziosa, non per la fattura quanto per i volti, vere e proprie fotografie di uomini e donne di quel tempo. Uno di questi è ancora vivo, eccolo qua, questo qui. Naturalmente qui è giovane, adesso ha 97-98 anni. Insomma. Quasi un patto per l'acqua tra queste famiglie nobili e contadine e il santo, puntualmente rispettato al punto che tra gli oggetti della devozione si devono aggiungere anche le due campane. La comunità di Canizzano, ricevendo la grazia della pioggia e veniva, ha voluto essere riconoscente alla chiesetta, al santo, offrendo le campane. Oggi le campane risuonano per altre eredità della terra e degli uomini. Per questo Mario e la sua famiglia hanno realizzato in riva al Sile un altro piccolo atto di devozione. Creando una piccola oasi intitolata appunto a onore di Santo Spiridione per creare questo piccolo fazzoletto verde per le generazioni che verranno.